bella opportunità che abbiamo allora di provare in gruppo anche a fare questa bella esperienza in gruppo, ma andiamo avanti con la presentazione del 4, ma non siete tutte e 4, 3 Siamo su solo 4. in 2, e appunto lei invece fa canoa. Vedi la maglietta rossa, gli altri sono divisi, Esatto. li riconosci. Lui però fa canoa e invece c'è la maglietta bianca. Sono un po' divisi, ma... Siamo misti. Ma tanto vi presentate. Allora, Sì, nome? io sono Elisa Riusetto e appunto siamo arrivate seconde in podio nel 4 di coppia femminile, la specialità under 20, cioè della categoria Under 23. E poi a inizio anno, a gennaio, ho vinto il titolo italiano indoor, ossia nel remo ergometro che simula la vogata in barca, ma a secco, diciamo. Questi noi l'abbiamo visti anche a Caorle, dove c'erano i Giochi del Veneto. A proposito, dobbiamo parlare anche dell'Alpago, dei Giochi del Veneto. Non del Veneto, Trofeo Italia. Trofeo Italia ha cambiato un po' nome e poi ne parliamo perché siete tutti più o meno interessati, siete presenti in questi giorni, poi conclude questa amministrazione. Quindi hai anche, diciamo, vogato indoor. Questa è una cosa utile, Rossano, perché effettivamente si riesce, io mi ricordo che alla canottieri ci sono anche delle basche in cui si va proprio con i remi. Siamo una delle società che è dotata anche di questa attrezzatura, quindi vasca voga, anche se è stata un po' soppiantata dai remorgometri dal punto di vista dell'allenamento, quindi un simulatore di voga che senza l'acqua permette agli atleti, soprattutto nella stagione invernale, di continuare ad allenarsi. Chiaramente non c'è il problema dell'equilibrio che invece devi gestire in barca. La vasca a voga noi come struttura ce l'abbiamo, ripeto, la utilizziamo soprattutto per i neofiti, per insegnare ad approcciarsi con i remi che hanno comunque un loro ingombro, anche se pesano veramente poco. Elisa ha vinto il titolo italiano nel remorgometro, che ha questo attrezzo estremamente versatile, quindi va bene sia per insegnare a chi vuole imparare il movimento del canottaggio, proprio come primo step, ma anche per gli atleti agonisti di alto livello. Io stesso ci ho macinato un sacco di chilometri. È un attrezzo che serve anche per monitorare l'allenamento, quindi ci sono degli strumenti per controllare un po' tutto, anche battito cardiaco, ma ci sono anche dei modelli di allenamento che servono per capire e monitorare nell'arco dell'anno il grado di allenamento dell'atleta, quindi le capacità fisiologiche, se stanno seguendo l'andamento previsto. Bene, salutiamo anche la ragazza tuo fianco, prego. Io sono Alessandra Casotto e anch'io faccio canoa dalla prima media insieme a Matteo e Filippo, e insieme a altre 3 ragazze qualche mese fa abbiamo vinto titolo nazionale in K4, che sarebbe un equipaggio formato da appunto 4 atleti in una maratona a Castel Gandolfo. Bravi, un applauso, allora abbiamo un sacco di campioni. C'è doppio misto? Canoa mista? No. Sì, però possiamo farlo per divertimento. Certo. Gli ultimi 3 amici e poi chiudiamo facendo l'ultimo giro con i nostri ospiti. Okay. Io sono Riccardo Scialabi, faccio canoa da ormai 11 anni e ho iniziato in quinta elementare, prima media, seguendo le orme di mio zio che invece faceva canadese, e poi io invece ho provato a far kayak. Insomma, mi è piaciuto questo sport, insomma, con altri miei amici, tra cui Leonardo e altri 2. Bravo, prego. Io sono Andrea Serafini e anch'io ho iniziato a fare kayak, però dopo sono passato a canadese appunto come mio fratello. E inoltre quest'anno insieme al mio compagno abbiamo vinto un titolo nazionale, appunto anche noi in maratona, però in doppio. Bravi, un applauso a tutti. Sono Leonardo Barbieri e facevo canoa da quando avevo prima seconda media, prima e seconda media, e ho iniziato facendo kayak, poi da quando sono passato a canoa agonistica ho cominciato a fare canadese perché mi hanno proposto e mi piaceva di più. Bravo, complimenti anche a te. Presidente, i ragazzi passano indifferentemente tra la canoa canadese e kayak, allora si prova un po' tutto? Si prova un po' tutto, poi ognuno sceglie la sua specialità. Ci dai un'immagine di queste 3? Allora, la canadese abbiamo detto è quella con un ginocchio e si pagaglia in fianco. Io sempre parlo di canottaggio, però visto che sono la canottieri, certo, la canoa è il pane quotidiano, però la canadese è in ginocchio. Okay. Si sta lato destro, lato sinistro, si cambia da giovani da una parte all'altra,
nell'evoluzione. Un ginocchio o tutte e due? Un ginocchio quello solo. che si sta in piedi con Un una ginocchio piede, è un'attività quasi di preghiera. Esatto. Bella, è molto impegnativa. difficile perché è veramente una delle specialità più difficili in assoluto. Richiede un equilibrio incredibile. I Fondamentale. ragazzi fanno delle evoluzioni in acqua che sono spettacolari e sono ormai le barche da gara hanno delle dimensioni imbarazzanti da quanto strette sono e loro sono bravissimi a stare in equilibrio su Poi questi la scafi. canoa e il kayak. Poi la canoa, canoa e kayak sì, è la stessa cosa, cioè la canoa si divide tra canadese e kayak, quindi il kayak è la classica da seduti all'interno con la pagaia in mano, insomma, quindi Come questa che abbiamo di come Fabrizio. questa, e si dividono poi nelle canoe da discesa, da slalom, da mare, da turismo. Le E ultime canoe Olimpiadi olimpiche. una bella medaglia d'oro proprio con lo slalom, con un ragazzo friulano, mi Molmenti. pare. Molmenti. Molmenti, che abbiamo visto, bellissimo e Noi spettacolarissimo. facciamo kayak olimpico, quindi Su acque ferme. Acque ferme, Acque come ferme, canottaggio assolutamente, su linea retta. Allora, dicevamo di E Alpao. questo Chi è fine che settimana c'è la motonautica? chiusura, c'è la Facciamo motonautica. qualcosa? Assolutamente, abbiamo portato dei gommoni e adesso stiamo incentivando anche i ragazzini più Sul lago giovani. di Santa Croce lo fa. Sul lago di Santa Croce, questa domenica inizieremo alle 9 e continueremo fino a mezzogiorno e mezza, dopodiché ci sarà la chiusura. La chiusura, con cerimonia di chiusura. Esatto, con la chiusura, con tutto il comitato. E le gare che fate sono gare da boa a boa, triangoli, cose Sì, simili? classico, con dei gommoni, con degli A istruttori tempo federali. o a distanza? Cronometrate perché abbiamo fatto una prova in seguimento, proprio perché sono dei ragazzi giovanissimi dagli 8 anni, per cui sono sempre mezzi a motore, per cui chiaramente cerchiamo di tutelare la loro sicurezza nel massimo. A proposito di motori, mi viene in mente c'è una certa tendenza adesso a usare il motore elettrico. Ettore, non so chi vuole rispondermi, nella motonautica c'è questa prospettiva in futuro di usare i motori Assolutamente elettrici? sì, il problema è chiaramente il contenimento dei pesi, perché da noi il peso è fondamentale e chiaramente le batterie, almeno con la tecnologia attuale, pesano tantissimo. Cioè, mentre un corpo come può essere quello di un'automobile o di un ciclomotore con motore elettrico viene comunque, quando si dà quello che si chiama, diciamo, l'abbrivio, ecco, dopo continua il moto, mentre l'attrito dell'acqua comunque Frena subito. Assolutamente sì, perché diciamo Non che abbiamo detto che parte il nome Jet Immagine, ma non l'abbiamo capito, ma queste moto d'acqua, hanno la propulsione idrojet, così detto. A motori Non ricordo, idrojet. i primi motori erano Ampiaggio, vero? I Castoldi, I motori Castoldi, Piaggio, sì. bicilindrici, Erano, motori italiani, però, ecco, che sono molto puntualmente si performanti. fermavano ogni 6 mesi. Siamo in chiusura. Siamo in chiusura, Canoa, quindi volevo allora, Sandro, ricordare anche con Alpago, no, Sandro, Alpago, canottaggio. il Sì, vicepresidente vorrei ha caricarlo, seguito, infatti. Che lui è anche ho seguito io personalmente, sia come rappresentante del comitato, ma anche come poi arbitro in quell'occasione, visto che sono anche arbitro di canottaggio. È stata una manifestazione, ringraziamo tra l'altro la comunità dell'Alpago che ha messo a disposizione tutta la sua organizzazione per creare dal niente praticamente un campo di regata molto bello, peraltro, in cui i ragazzi tra l'altro si sono divertiti moltissimo, perché diciamo non è stata una gara di quelle classiche, ma organizzata ad hoc. In contemporanea, oltre a questa prova che avevano sull'acqua, diciamo con le barche specifiche per gli allievi e i cadetti 720, c'è stata una prova anche di corsa, per cui c'è stata sia questa parte diciamo duplice sia in acqua che su corsa. I ragazzi si sono divertiti moltissimo, speriamo che questo si possa ripetere ulteriormente anche l'anno avranno anche la prossimo. possibilità comunque chi ha vinto di andare alle fasi finali a livello nazionale. Certo, sì, questo sì, Quindi è una sicuramente. bella esperienza per questi ragazzi. Per perché cui è sono stata una molto bella giovani. esperienza soprattutto per i giovani, finalizzata a questo. Infatti. Rossano, ricordiamo anche cosa c'è questa domenica a Padova. Domenica, parlando di canottaggio, c'è una regata regionale, quindi che vedrà sul canale scaricatore, perciò più o meno da poco più a valle del Ponte del Bassanello fino a poco prima del Ponte di Volta Barozzo, sui 2 chilometri canonici di gara si disputeranno le regate regionali, quindi un po' tutte le società rappresentative. Campionato cadetti. Il campionato cadetti contestualmente, le rappresentative della nostra regione si
confronteranno proprio. Quindi Sono occasioni più anche per conoscere questo sport, per andarla a vedere. E una passeggiata magari su Lungargine sarebbe l'occasione per vedere da vicino questo sport. Due cose belle, guardare le regate e camminare. Sedile fisso, impegni, appuntamenti, manifestazioni? Sedile fisso andiamo con il 13 di luglio, abbiamo sostanzialmente l'ultima tappa della Coppa Italia, dove ci sono a Cremona, abbiamo già fatto 3 tappe, una a Jesolo, una a San Donà e una sul lago di Iseo, e poi importantissimo il 27 e il 28 settembre sul lago di Garda, a Garda, i campionati italiani. Bene, allora io ho in mano una locandina, vi ricordo che sabato sera, sabato 26, giusto? 28? No, 28, Cosa c'è scritto? Lo leggiamo, ma insomma vabbè, 28. 28 e questi sono i grafici moderni che non si trova là. Comunque c'è la quarta prova del circuito Padova Corre di corsa su strada della FIDA provinciale di Padova. Ecco, la RAN 90. C'è scritto poi, molto in piccolo, infatti. Sì, ma dobbiamo dirlo agli amici Giacomo e compagni. Invece il 4 di luglio avremo, venerdì 4 luglio, Corri in Prato della Valle, la quinta prova del circuito di corsa su strada organizzato da FIDA al Padova, e in particolare valida anche come campionato provinciale di corsa su strada. Volevo solo dare il microfono agli amici dello squash per sapere qualche prossimo appuntamento, poi chiudiamo la nostra puntata. Siamo anche più vicino, Rocco? Siamo anche noi sul Cansiglio, siamo a Fara dal Pago sabato, e ci saranno gli under 13 che giocheranno nel campo gonfiabile, giocheranno a squash nel campo gonfiabile in riva al lago di Santa Croce, e ci saranno anche loro due. Bene, allora chi vuole trovare le nostre campionesse, grazie a tutti ragazzi. Abbiamo parlato degli sport della barca, il nostro tempo è sempre molto limitato perché abbiamo tanti argomenti da dire, però siamo contenti. La settimana prossima abbiamo una sequenza tra l'orientering, insomma è sempre più complicato. Noi finiremo credo il 9 luglio, l'ultima puntata, però il 2 luglio avremo sport di orientering e tante altre belle cose di cui vi parleremo. Grazie a tutti, buon ritorno a casa, viva lo sport, viva il CONI, ciao!